La chiesa di San Nicola, tra le più belle e imponenti della Sardegna, sorge su un'altura al centro del paese di Ottana. Di carattere maestoso per il suo colore scuro, dovuto alla pietra basaltica che la costituisce, è alta in tutto 15 metri. Importante sede diocesana fino agli inizi del XVI secolo, quando la diocesi di Ottana fu soppressa, è stata eretta intorno all'anno 1160 sulle rovine di una preesistente chiesa, di cui rimangono ancora visibili 3 firari alla base dell'attuale costruzione. Costituita di una sola navata, ha il soffitto a capriate lignee e riceve l'illuminazione dalle alte monofore presenti per lato e dalla bifora di facciata. Interessante il pulpito, ora in legno, ma in origine realizzato in conci di pietra decorati da una croce centrale, sorretto da 2 colonne lisce di pietra scura con faccine di epoca medievale scolpite nei capitelli. Su entrambe le pareti, per tutta la lunghezza dell'aula fino ad arrivare ai bracci del transetto, si scorgono su molti conci appena accennate ma in modo regolare e sistematico delle croci gigliate disegnate col colore rosso. Nella parete di sinistra, rispetto all'entrata, poco dopo l'ingresso in legno, si intravedono lunghe strisce rosse, anche queste appena accennate, che si allineano e si incontrano in diversi punti, a formare quasi il disegno prospettico della facciata a capanna di una chiesa. Sull'altare fa mostra di sé un crocifisso ligneo del Cinquecento, ma l'elemento più importante conservato nel braccio sinistro del transetto è un trittico denominato Pala di Ottana, raffigurante la vita dei santi Nicola e Francesco, entrambi rappresentati anche al centro, quasi a voler mostrare ognuno il proprio pannello di riferimento. La tavola superiore ha permesso di datare quasi con precisione l'opera, attribuita al maestro delle tempere francescane tra il 1339 e il 1343, per via di un'iscrizione che riconosce nel vescovo francescano di Ottana, Silvestro, e nell'allora erede al trono giudicale, Mariano IV d'Arborea, le 2 figure inginocchiate ai lati della Madonna con bambino. Ed è proprio questo l'elemento che dona preziosità a questo politico, essendo questa l'unica rappresentazione finora ritrovata in Sardegna di Mariano IV giudice di Arborea. All'esterno la chiesa rispecchia in pieno tutte le caratteristiche delle fabbriche romaniche. Lungo i 2 specchi superiori in cui si divide la facciata si rincorrono gli archi sorretti da lesene. Al posto del rosone una bifora in asse col portone d'ingresso dona luce all'aula. Inoltre, decorazioni romboidali strombate si trovano nei 2 specchi inferiori. In quello superiore 7 coppelle circolari ospitavano ceramiche decorative. Il campanile a vela, che in passato si ergeva sul tetto della chiesa, si trova ora su un giardinetto all'altezza del pavimento, separato dal corpo centrale. Curiosa è invece la storia del campanile, che doveva trovarsi sul lato sud della fabbrica, la cui leggenda narra che dopo l'inizio della costruzione i lavori furono interrotti e il campanile non si fece. Fatto sta che, andando ad esaminare i conci rimasti tra il corpo centrale e il braccio del transetto sud, questi appaiono troncati e non integri, come sarebbero dovuti essere nel caso di un'interruzione dei lavori, quasi a voler suggerire che il campanile fosse stato eretto e successivamente buttato giù.
Sempre nelle pertinenze della chiesa è un pozzo, rimaneggiato di recente e decorato con una croce e un pesce simbolo di Gesù.